Sconfitta indolore, boom di ascolti per l'Italia ai mondiali. Le azzurre sono prime nel girone, oltre 6 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1 e stasera, dopo il TG1 delle 20, la diretta di Italia-Polonia Under 21. Claudio Valeri. Immeritata e indolore, la sconfitta con le brasiliane non fa male alle azzurre guidate da Milena Bertolini. L'Italia perde, ma è prima nel girone. Il Brasile vince agli stessi punti, ma è al terzo posto per il 4-1 dell'Australia sulla Giamaica. Certo, Italia-Brasile con un pallone a rimbalzare qua e là apre la strada dei ricordi. Ai mondiali degli uomini c'è quel gol di Pelé che nel 70 a Città del Messico salì su fino a fermarsi in cielo e schiacciare in rete, e 12 anni dopo la tripletta di Paolo Rossi che riempì di clacson vie e piazze d'Italia e di lacrime la rituale allegria targata Brasile. Ieri sera a Valenciennes è stato un rigore regalato e segnato da Marta Vieira da Silva, detta Marta e basta, a fare esultare le ragazze in verde oro. Marta ai mondiali ha già segnato 17 gol, battendo tutti, persino Klose, fermo a 16. L'Italia si era vista con la solita Barbara Bonansea, 28enne di Pinerolo, vicino a Torino, attaccante prima del Toro e del Brescia ed ora della Juventus. E riposatevi ragazze, sembra rassicurare la Bertolini. Agli ottavi, martedì prossimo, le azzurre affronteranno la Cina o la Nigeria. Senza distrazioni si potrà andare avanti.